Ciao Michele, siamo al vivo, tutti insieme, tutti noi, che siamo tutti due, eh, però facciamo questo collegamento che è aperto e rimarrà registrato al nostro YouTube, al nostro sito, principalmente per collegare, per essere insieme mentre siamo tanto distanti, però con il cuore siamo ben giunto. È stato un piacere conoscerti quando sei arrivato qui in Buenos Aires, che tu vieni da solito, però già ci racconterai. Come stai, Michele? Buongiorno. Ciao, ciao Alfredo, buongiorno. Qui da me sono le 3:30 del pomeriggio, però insomma, siamo qua. Buonasera adesso. No, beh, buon pomeriggio, va bene, dai. Tutto bene, è un Beh, piacere anche per me ritrovarti e fare due parole, scambiare quattro chiacchiere, come si dice da noi, in compagnia. È sempre un piacere rivederti, anche se non dal vivo, ma insomma, ormai con gli strumenti che la tecnologia ci offre, riusciamo a stare collegati come se fossimo vicini, no? benissimo, benissimo. Abbiamo parlato un po', principalmente noi ci siamo trovati per le giornate di Cuia di 2 anni fa, mi sembra. Bel tempo in quell'epoca, e che tu sei venuto qui. Ma mi piace molto questa attività che tu facevi, che mi hai raccontato, che non so se continuerai o no, però mi dica che lo facevi, lo hai fatto da molto tempo, però principalmente cosa voglio fare in questo racconto? Di raccontare da te. Questo è il pubblico destino di questo, sono i giovani che cominciano l'università principalmente o finiscono la scuola secondaria, il liceo, e cercano di fare delle cose, magari andare all'Università di Padova, magari andare all'MIT o magari studiare da qui in Buenos Aires, sì? O qualsiasi posto dell'Argentina, no? E, e quello che mi piace moltissimo, anche quelli che finiscono l'università dopo 5 anni di laurea e fare la dopo laurea, o magari altre cose, o lavorare al Veneto, lavorare in Buenos Aires. Dei veneti che vogliono venire in Buenos Aires, ce ne sono alcuni che vengono qui a Buenos Aires che gli piace fare una stanza in un posto tanto diverso da un paese che è strutturato, dall'Argentina, che è un bellissimo paese anche per conoscere il tango e conoscere Bellissimo. questo movimento politico, economico che è tanto difficile, però con molto movimento, no? È una cosa interessante per cercare. Cioè quello. Parliamo con Michele. Michele è quello che ho visto, la prima cosa che ho visto da te è un giovane Michele in un WordPress. Quando io cerco Michele Toniato, non appare per me di prima il LinkedIn o un'altra cosa. Appare principalmente un giovane appena laureato in un WordPress. Mm. Mi piacerebbe parlare cominciando da quello, dal Michele che ha cominciato la sua carriera, no? Che si è laureato di che università? Allora, io mi sono laureato, intanto ti ringrazio per il giovane, ma ormai, caro mio, sono 50 anni quest'anno, quindi sì, sono sempre giovane, ma sono sempre 50, eh. E- Giovanissimo. Giovanissimo. Io mi sono laureato ormai nel lontano 1999 e mi sono laureato in scienze politiche a Padova, nell'indirizzo politica internazionale, poi ripercorrendo velocemente studi e carriera lavorativa, diciamo, ho fatto subito dopo la laurea, ho fatto un anno di servizio civile perché ancora al tempo, siamo nell'anno 2000, c'era l'obbligo del servizio di leva
militare, e io invece avevo scelto appunto di fare il servizio civile. L'ho fatto in una parrocchia dove c'erano diverse situazioni di difficoltà, insomma c'erano case popolari, quindi stranieri, migranti, insomma, quindi è stata una bella esperienza. Poi quando mi sono... Ti sei laureato in scienze politiche Sì, proprio tempo fa? E sì, non so dove a sei? Padova, a Sempre Padova. a Padova. Tu Sì, sei tutto a nato a Padova, sì. Padova? Io sono nato a Padova, ho studiato a Padova e adesso invece migrerò, ma dopo vi racconterò anche dove migrerò. Dopo. Quelli E che allora rimangono fino alla fine conosceranno questa altra cosa. lo sveleremo solo alla fine. Benissimo. Allora, dicevo che appunto poi dopo l'anno del servizio civile ho iniziato a lavorare, ho iniziato prima all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in amministrazione, come amministrativo. Poi ho fatto un anno, ho lavorato alla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, una banca. Ho fatto un'esperienza in banca, ho fatto l'esperienza completa perché è arrivata anche la rapina, quindi ho fatto dopo l'esperienza completa. Cos'è la E rapina? Non so cosa vuol dire la I rapina. banditi che entrano per prendere i soldi, sono entrati Ah! con un coltellino, sono entrati, sì. Oh, Però terribile. io non ho avuto problemi. Invece una mia collega gli hanno puntato il coltellino alla gola, l'hanno buttata per terra e hanno voluto i soldi, eccetera. Ecco, vabbè, quindi abbiamo fatto un'esperienza completa anche in banca. Poi ho vinto un concorso all'Università di Padova e sono entrato all'ufficio contratti dell'università, dove ho lavorato per 15 anni. Quindi è stata una lunga esperienza. L'ufficio contratti dell'università era un ufficio, è ancora perché esiste ancora, un ufficio di consulenza in materia contrattuale per tutte le strutture dell'università, quindi per i dipartimenti, per i professori, per i prorettori, quindi chiedevano consulenza a noi per redigere degli atti, dei contratti, delle convenzioni e noi glieli preparavamo. Studiavamo le norme, Benissimo. eccetera. Dopodiché il dirigente dell'area ricerca e rapporti con le Quasi imprese. un'attività, quasi un'attività collegata con l'avvocato, si dice Sì, così? sì, non proprio direttamente, però sì, lavoravamo vicino all'ufficio legale, quindi vicino agli avvocati. Legali. Ok. Poi il dirigente dell'area ricerca e rapporti con le imprese mi ha voluto nella sua area e mi ha affidato la responsabilità del settore trasferimento di tecnologia, che è un settore che si occupa di brevetti, proprietà intellettuale, startup, spin-off, e tutto il mondo, diciamo, che ruota attorno all'impresa, no? Gli spin-off In sono quel tempo, mi sembra che quel tempo è stato un po' più divertente. Cosa pensi di molto, quello? molto, molto. È Beh, cambiato, no? sì, sì, io L'altro è un io po'. avevo voglia di cambiare, anche perché l'ufficio contratti è stata una grande esperienza, mi è servita molto, ma era un lavoro molto di studio, sempre alla scrivania, al computer, eccetera. Invece, quando ho cambiato, sono stato in Israele, sono stato in Cina, sono venuto 3 volte in Argentina, ho girato, insomma, è stato veramente molto Conoscere, bello. Sì, conoscere la gente, conoscere le sì, ditte, fare esatto, delle nuove cose. Sì, esatto. beh, È un lavoro che mi è piaciuto molto, che avrei continuato a farlo, ma purtroppo sono intervenuti dei problemi, diciamo, a livello poi di cambio di prorettori, di dirigenti, insomma, la vita esatto. stessa. Noi in Argentina conosciamo di cambiamento Però subito. Cioè, ti posso spiegare se vuoi venire qui in Argentina. Cioè, ti sei divertito abbastanza in quel lavoro e dopo cosa hai cercato? O se vuoi no, contare un'altra cosa? poi è intervenuta una novità e quindi un po' c'erano appunto questi problemi in ufficio da me, nonostante appunto
a me il lavoro piacesse, mi è sempre molto piaciuto, ho intessuto tantissime relazioni, una anche con te, e di cui sono molto orgoglioso e che ho lasciato, che lascio, diciamo, in dote all'università. Poi è intervenuto una scelta di vita familiare e abbiamo deciso di trasferirci nelle Dolomiti, a Ben- Canazei in Val di Fassa. Bellissimo, Anche- hai visto, ho scelto, ho visto che tu hai una fotografia in LinkedIn con le Dolomite indietro, Esatto. cioè ho cercato una bella fotografia tua e dopo un'altra bella delle Dolomite, e quello è lo che ho diffuso da te per questo piccolo collegamento. Sì, Cioè, adesso abiterai nelle Dolomiti, però prima da quello mi racconta un po', perché mi hai raccontato lavoralmente cosa hai fatto e familiarmente mi sembra che hai fatto anche una lunga passeggiata anche. sì, allora, beh, questi anni, quindi stiamo parlando ho lavorato nell'area ricerca e rapporti con le imprese fino a adesso, cioè attualmente sono ancora all'università che lascerò alla fine di questo mese e quindi in questi anni, dal 2017 fino ad oggi, sono 7 anni, ho appunto, oltre ad aver girato un po' per il mondo, ho lavorato su questo nuovo settore che si occupa appunto di rapporti con le imprese, di creazione di imprese, di start-up, a partire dai risultati della ricerca universitaria, che sono appunto gli spin-off dell'università. E abbiamo creato diversi spin-off durante la mia esperienza. Poi all'Università di Padova, come tu sai, l'Università di Padova è un'università generalista, quindi ci sono tantissime discipline, quindi si passa dai satelliti alle cellule staminali, all'agritech, agri-food, al quantum computer, cioè ci sono davvero delle grandi eccellenze e questi professori, questi ricercatori che ho trovato magari dei dispositivi che funzionano, brevettati, eccetera, decidono di vendere i loro prodotti della ricerca sul mercato e quindi costituiscono queste società che sono delle start-up vere e proprie, che però hanno questo legame molto forte con l'università e per questo vengono definiti appunto spin-off universitari, perché restano comunque collegati all'università, nel senso che ci lavorano con determinate accortezze i professori e i ricercatori dell'università, ma sono poi delle società indipendenti, quindi sono delle start-up vere e proprie. E a Cioè, Padova tu hai abbiamo fatto costruito. alguno di quelli che alguno di quelli startup che mi puoi raccontare specificamente che ti ha piaciuto in particolare, per qualsiasi cosa, no? Perché ti interessa il tema, perché lo hai visto sviluppare in altri paesi o Beh, c'è qualsiasi. uno spin-off che si chiama Etifor, che fanno dei bellissimi progetti di riforestazione, quindi lavorano molto sul clima, nel settore del climate change, diciamo, sono molto impegnati su questo fronte, quindi lavorano su progetti di risistemazione dei fiumi, dei parchi fluviali, delle foreste, appunto progetti di riforestazione dove ci sono problemi di desertificazione o dove ci sono problemi dell'uomo che interviene a tagliare troppi alberi, no? Magari. Quindi quello è un bellissimo spin-off fatto da persone giovani che sta crescendo tantissimo e devo dire che mi è molto piaciuto. Ma ce ne sono tantissimi, adesso potrei citarti anche spin-off che lavorano nell'ambito appunto dello space, che Dello costruiscono space, della tecnologia in particolare. spaziale, sì, che costruiscono per esempio motori per astronavi, ce ne sono altri che lavorano invece nell'ambito della ricerca sul cancro, per esempio, no? Ci sono, oppure che spin-off uno costituito proprio di recente che lavora nell'ambito delle malattie genetiche e quindi il modello di business di queste società è un po' diverso da quella di una società
che vende un hardware o un software, no? Sono società che lavorano per incrementare soldi, diciamo, per investirli in questi progetti di ricerca per arrivare poi a una cura di queste malattie. E quindi sono anche progetti molto affascinanti che richiedono tantissimi soldi, chiaramente, Investimento, sì, ma sì. che poi però hanno un impatto sulla vita delle persone più importante. Ecco, quindi sono delle esperienze, sono state delle esperienze bellissime perché anche con questo concorso che facciamo ogni anno che si chiama Start Cup, noi mettiamo in gioco, mettiamo in palio dei premi e per favorire la costituzione di imprese. Cioè, è un concorso, è una business plan competition a cui partecipano sia persone che sono all'interno dell'università, ma anche all'esterno, che hanno una bella idea e che vogliono realizzare, che pensano di poter realizzare una loro impresa. E partecipando a questo concorso, se vincono, il premio viene riscattato se costituiscono la società. Quindi è un modo Benissimo. proprio per favorire la creazione di nuove imprese. Cioè tutto quello è una cosa che continua a essere... Alcuni di digital services o qualsiasi cosa, alcuno che sia un Amazon, un futuro Amazon o alcuna delle cose digitali o Chissà, non data. chissà, ce ne sono alcuni tipo quello che ti ho citato prima, Etifor ha fatto dei round di investimento. Adesso c'è per esempio un altro molto, molto interessante, si chiama FinUp, Ah, ok. è un ricercatore che l'ha fondata, quella che ha fondato questa startup è un ricercatore, un fisico che studiava i raggi gamma e lui studiando i raggi gamma si è reso conto che sfruttando questa tecnologia riusciva a vedere sul terreno, sfruttando appunto la tecnologia dei raggi gamma, dove c'era l'acqua, oppure o dove ce n'è di più, dove ce n'è di meno. E quindi applicando questa sonda che hanno creato questo dispositivo per individuare l'umidità del terreno e le quantità d'acqua, sta facendo un successo strepitoso. Adesso l'hanno chiamato anche per individuare, con questa sonda, per individuare le quantità di neve, per esempio, no? Allora, Mhm. per costruire gli impianti, quanta neve c'è, quanta neve Cioè, potrebbe cadere. Quindi, insomma, eh, le tecnologie che impattano. una storia di diversità gigantesca di te, Sì, sì, no? sì. Quasi mi sembra collegarlo con l'Accademia Olimpica, con quello della diversità dell'imprendimento, perché siamo stati con il presidente il scorso tempo, due mesi fa, Sì. che è venuto qui in Argentina parlava di quello del Rinascimento quando la gente parlava di molte cose nello stesso posto. Mi Il sembra che Michele presidente, Toniato il ha presidente, fatto il presidente dell'Accademia Olimpica dici che è il professor di Fontana. Vicenza. Sì, sì, Fontana. Certo, lo conosco bene. Sono venuto il primo anno, sono venuto in Argentina assieme a lui. Sì, sì. È venuto proprio qualche mese fa per un congresso non mi ricordo bene perché, per un congresso molto interessante che l'ho accompagnato a alcune di quelle cose e dopo è venuto a parlare principalmente di una cosa totalmente diversa che era del Vicentino che ha fatto il giro nel mondo con Magellano, Ah, che Stretto di Pigafetta. Magellano. Però non parliamo quello. Cioè, benissimo, avevamo fatto un giro per il mondo con Michele un po', possiamo parlare un po' anche di quello che tu vuoi fare adesso, no? Non mi hai detto niente della tua famiglia, hai una famiglia grande che comincia a traslocarsi a un altro posto, che è stato con te tutto il tempo, adesso se ne vanno proprio dove? Cosa farai della tua vita adesso con tutta quella energia che hai? Perché hai fatto tante cose. Allora, mia moglie si è già trasferita io adesso a questo momento sono a Canazei.
a Canazei in Val di Fassa, che è vicino, è uno dei posti più belli delle Dolomiti. Ci sono tra le montagne più belle c'è la Marmolada, che è il ghiacciaio famoso, insomma, ci sono il Sella, il Sassolungo, il Vernel, insomma, ci sono tantissimi luoghi qui che sono molto ricercati, sia in inverno che in estate. Allora, dicevo, mia moglie si è già trasferita l'anno scorso su, qui, che lei è nata qui, è di Canazei, quindi è ritornata un po' alle sue origini, per iniziare un po' i lavori di risistemazione di questo hotel, piccolo hotel Garni, bed and breakfast, camera e colazione, che noi vogliamo trasformare adesso, con una nuova gestione in una struttura inclusiva, cioè che sia aperta a chiunque, non solo alle persone che non hanno problemi, ma anche alle persone che hanno delle difficoltà, che magari hanno delle disabilità, quindi lo stiamo pensando come una struttura che diventi accessibile a tutti. Questa struttura è una struttura che già esiste, che ha gestito mio suocero fino a quest'inverno e si chiamava Garni Villa Mozart. Garni è un termine che si usa qui nelle montagne per dire bed and breakfast sostanzialmente. E, Benissimo. Quello mi senti cioè, ancora? Perché vedo c'è un problema di connessione forse. io ti Non ti vedo vedo più. Sì. perfettamente, non so se tu Ok, mi vedi ok, allora immediatamente. sì, sì, no, perché ho qui una connessione non molto stabile da me. Però si vede Allora dicevo benissimo, che, eh? Io ti ok, sento benissimo e ti vedo perfetto, benissimo. Però, a ver, mi dici, io conosco le Dolomite per andare a sciare alcune volte e sì, anche quando vengo a Londra per queste chiacchiere che ti racconto, la gente conosce l'Italia principalmente perché va a sciare alle Dolomite. E certo, dicono no, perché si può andare qui, però si può sciare qui e lì. E principalmente le Dolomiti sono quelle posti eh sì, belli è da uno dei posti più andare, no? belli, certo, però sono belle anche d'estate, eh. Ci sono delle bellissime Anche sì, sì, passeggiate, sì. delle, delle, delle ferrate, delle scarpinate che si possono fare in cima ai monti, molto bello. No, quindi Qui stavo Gustavo, che è dicendo, un amico, dice che si vede benissimo questo qui, cioè anche un altro che è Edoardo, che anche ci sente parlare un po' bene. in italiano. Allora, ti dicevo che mia moglie, appunto, noi abbiamo tre figli, abbiamo tre maschi. Il più grande sta facendo l'ultimo anno delle scuole superiori, quindi quest'anno finirà e poi andrà all'università. E poi si chiama Marco. Poi ci sono Matteo e Davide. Matteo ha iniziato il primo anno delle scuole superiori, il liceo linguistico, e Davide invece la prima media. Allora ti dicevo che mia moglie si è già trasferita l'anno scorso su per iniziare un po' tutti i lavori, i progetti che ci sono con Matteo e con Davide, perché Matteo e Davide iniziavano la prima delle due classi, quindi abbiamo pensato inutile che gli facciamo fare un anno da una parte, poi ci trasferiamo. Quindi abbiamo fatto questa scelta un po' difficile perché io sono rimasto a lavorare all'università, quindi facevo un po' su e giù, e perché comunque da Padova a Canazei sono quasi 3 ore di viaggio in macchina, non è Tre proprio ore, vicino. però non è tanto, non è tanto, distanza, però mi sembra che sia Sono una... 200 chilometri più o meno, però il problema sono i passi, le strade, un po' di, insomma, ecco, quindi sì, non è proprio vicinissimo, però non è neanche lontano, tutto sommato. Ok. E adesso appunto abbiamo deciso, siccome questa struttura che c'è adesso si chiamava Garni Villa Mozart, abbiamo deciso di mantenere un nome simile, però la struttura cambia un po', si chiamerà Mozart Nest House. E Nest House è un po' un'assonanza con In Guest House. Veneto, quello mi sembra che è in Veneto. No, nest house vuol dire nido, no? In inglese. Nest house ha Eh, un po' questa assonanza per dare l'idea di questo carattere inclusivo, no? Di questo luogo di riparo dove tutti possono sentirsi accolti. per Ecco. quello che mi dice, mi sembra che è un posto molto turistico internazionale, Sì, no? a Per questo Canazei sì, sì, è lo conosco, molto. però adesso me lo rafformo. Arrivano d'inverno, ci sono tantissimi stranieri che vengono a sciare, anche nordici, anche dall'Olanda, dalla Finlandia.
Dalla Russia, Principal- quando non c'era la guerra, ce n'erano tantissimi russi che venivano venivano molto della Russia? dalla Germania, sì, sì. Adesso arrivano anche dall'Oriente, da Corea, dalla Cina, insomma, è un posto Dappertutto. molto, molto ricercato, sì. Invece Quello è vicino a Cortina per quel posto, no? O a no? Cortina è un'ora di distanza da Ah, Cortina, vicino, sì, non vicino. è tanto lontano. E anche Sicilia, proprio Sì, nel posto sì, sì. dove tu sei. Ok. Però tu lo hai fatto con questa idea di essere disponibile specificamente per disabili o No, sarà no, no, aperto a tutti? per tutti, per tutti, però dove anche chi ha delle fragilità può Non ha sentirsi problema. come a casa, esatto. E noi partiamo da un motore, diciamo, nostro personale, perché il nostro figlio più piccolo, Davide, è disabile, è autistico, no? E quindi sappiamo bene cosa vuol dire per una famiglia che ha un figlio disabile andare in vacanza o trovare un posto che li accolga, eccetera. Quindi, siccome sappiamo cosa vuol dire, abbiamo deciso di mettere a disposizione la nostra esperienza per far sì che altre persone invece stiano bene, ecco, si trovino come a Que- casa. E Quello quindi quello dell'autismo è un fenomeno che qui a Buenos Aires è moltissimo molto diffuso. diffuso e con diversi livelli e Certo, non so se tutti sanno bene come lavorare o come essere disponibile per quella disabilità che è molto diffusa in diversi livelli. certo. Ieri stavo parlando, io sto finendo una laurea di coaching ontologico che si chiama così, coaching, quasi un po' di psicologia, però principalmente focused. È una di quelle persone che stanno facendo le lauree, una esperta in quello dell'autismo per tanti anni. E mi dice che è una malattia che non, è quasi una particolarità dell'essere umano qui nella nostra società, perché è tanto diffusa e non so se la società è aperta a quello, no? Tu lo stai facendo proprio adesso e cioè magari alcuni saranno molto difficili di lavorare, per altri che hanno delle difficoltà in questo posto saranno felici di Certo. fare una bella vacanza con tutta la famiglia in tranquillità. E quindi Che bel progetto, no? Che bel sì, progetto. molto bello, sì. E poi la sala colazioni della nostra struttura, grazie a un progetto che è stato finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento, viene data in concessione a una cooperativa sociale che fa inserimento lavorativo di ragazzi disabili. Quindi ci sarà anche questa ulteriore cosa molto bella che consente appunto a questi ragazzi di poter lavorare nella sala colazioni ovviamente assieme a degli operatori della cooperativa, però porteranno loro le colazioni agli ospiti, cioè si danno da fare anche loro, quindi diciamo un modo, parlando di inclusione, di fare anche lavorare persone con delle fragilità, no? Quindi questa struttura vuole diventare proprio questo luogo dove l'inclusione si respira nell'aria in un certo senso. E quindi, caro Alfredo, alla veneranda età di 50 anni cambio completamente vita e divento anch'io imprenditore. Ho insegnato Io, per anni ai ricercatori a come si deve fare una società e a tutti dicevo, mi raccomando, non costituite mai una società con i vostri familiari. Eccolo qua, io invece la faccio con mia moglie. Però io poi penso due cose. La gioventù è al cuore, perché io mi sento troppo giovane e sono 58, sono molto, tu sei giovane verso di me e la gioventù è sempre la giovinezza, è sempre dentro il cuore di certo. ognuno e tu la dimostri proprio con questo che stai facendo, cominciare una nuova intraprenderia, non so come si dice, una nuova...
entrepreneurship Sì, impresa, project, impresa. una nuova impresa, sì, sicuro. E quello lo stai facendo a tuoi 50? Beh, bellissimo, tu hai il cuore forte per farlo. Mm, E poi e mi sembra che quello è essere vivo anche, no? sì, E l'altra cosa che mi dici, la famiglia. Io ho visto tante ditte che cominciano con la famiglia e lo fanno fare bene, che mi sembra che quello non è un problema, è una cosa che forma parte della struttura, no? Però anche ti dà il cuore della cosa, no? Quando una ditta cresce, anche cresce perché ha cuore a se stesso, magari ha un altro cuore, cioè cerca la forza del cuore della famiglia e dopo gli metti tutto quello che sai per la struttura delle ditte. Però il cuore mi sembra che va bene, è un aiuto importante, no? sì, Cioè, cioè, magari adesso stai cominciando con quello di fare questa cosa familiare, sarà soltanto familiare o magari, non so, comincia familiare e dopo cresce, tu non sai certo, più. esatto. Perché tu sai fare crescere le cose, sai cosa è la scalabilità delle start-up, cioè tu metterai le start-up lì perché tu sei un start-upper. Esatto. Cioè, Cioè, io non ero uno start-upper in realtà, lo insegnavo, ma adesso lo devo fare io. no, però Adesso divento eri un parti di quello, no? Tu aiutavi, facevi le consulenze, cioè era un continuo start-upper. sì, Non certo. mettevi i soldi, non eri l'investitore, No, però hai partecipato di quello. Non so se si sono bene, però mi sembra che tu sei parte di molto. Il sì, tuo cuore in ognuno di quello un piccolo posto tuo è lì, no? Cioè, certo. bellissimo quello. Hai fatto, quello che vedo è che hai fatto tante cose perché ogni startup mi sembra che è stato uno startup per te un po' in ognuna cosa, cioè hai fatto tante cose, hai fatto cose con l'Argentina anche. Co- Io ho visto Sì, pochissime cose, però mi puoi raccontare quello e in quel senso nel senso di collegare con la gente che vuole andare in Italia. Tu ti ricordi che in Argentina quasi il 60%, 70% degli argentini hanno alcun antenato italiano. Perciò certo, sì, sì, ci ha detto un amico che è il rettore della LUIS, ci ha detto che per lui tutti quelli sono italiani, magari non hanno la cittadinanza, quelle cose che non sappiamo sì. fare bene qui gli italiani, di fare chi è Mm, mm, italiano? mm. No, italiano è, lo dice la legge, quel che ha un antenato italiano. Come lo facevano i romani, no? Lo stesso, esa è quella storia. In quel senso mi sembra che molta gente di Argentina ha un collegamento forte con l'Italia e direbbe l'Argentina è collegata con l'Italia, anche l'Italia è collegata con l'Argentina perché figli, nipoti sono qui in Argentina. Cioè Certo, quel senso di fare un collegamento in due sensi, no? La gente che vuole andare in Argentina, la gente che vuole andare in Italia e farlo e cercare e venire alle Dolomiti argentine, che sono altri, sono le Andes, che sono le un po' più Andes, alti, però anche sono un po' più divertenti da alte, sì. conoscere, è una bella cosa. Cioè, racconti un po' di quello che facevi con quello di Argentina, se Sì. tu vuoi, e se no, continua con quello che tu vuoi raccontare.
Sì, allora, l'Argentina l'ho scoperta grazie a quella che poi è diventata una mia cara amica, che è Maria Ines Tarelli, che è un avvocato Anche. di Buenos Aires, anzi di Santa Fe, che però si è trasferita e vive attualmente a Buenos Aires, che ho conosciuto grazie all'università e con cui abbiamo iniziato a stabilire delle relazioni nel lontano 2018, mi pare, lontano, insomma, non è lontano, però insomma qualche anno fa. E lei mi invitò, siccome aveva sentito, voleva che lei, anche lei ovviamente ha parenti italiani, ha parenti a Belluno, e aveva sentito, voleva coinvolgere l'Università di Padova, dove lei è stata anche a studiare, ha fatto il dottorato di ricerca e sapeva che l'Università di Padova era piuttosto coinvolta nell'ambito degli startup, delle startup e degli spin-off e voleva sentire un po' quello che voleva capire, conoscere come eravamo organizzati, che tipo di consulenza davamo alle imprese, eccetera. E così ci siamo conosciuti online con dei collegamenti e lei mi invitò quell'anno a tenere un workshop appunto su questi temi in Argentina. E così io sono stato appunto, come ti dicevo prima, assieme al professor Fontana, che al tempo era ancora all'università, adesso è andato in pensione, ed era l'advisor per l'America Latina, cioè un esperto, un professore della squadra di governo che si occupava dell'America Latina. Lui per anni si è occupato di America Latina, è un esperto di America Latina, in particolare dell'Argentina, ma l'ha girata un po' ovunque e quindi mi ha accompagnato molto volentieri, ovviamente, e abbiamo fatto questa prima missione in cui io ho fatto questo intervento, siamo stati all'Università di Cuyo a Mendoza e poi siamo stati anche a Buenos Aires e a Santa Fe. E, tra l'altro, venendo a Cujo, ho approfittato, visto che lì appunto ci sono le Ande, e abbiamo fatto una bellissima gita sulla Concagua, una giornata spettacolare. Cioè, in realtà, il giorno in cui siamo arrivati Sei arrivato alla cima? arrivato al primo livello, però almeno così l'abbiamo visto, ci siamo fatti un'ora di trekking e siamo arrivati Ah, su alla ok, ok. Monte Però ti Rosso. dico, puoi farla se tu vuoi, perché Sì, è un percorso, ce ne sono due percorsi. Io sì, ho pensato a farlo, no? Non ho neanche fatto l'allenamento, però con un amico avevamo pensato di fare qualche anni fa, perché non è tecnico, c'è un posto che non è tecnico. Tu puoi andare, arrivare fino in cima. sì, eh, Allenando prima con certo, delle cose, però si può fare, è una bella sì, montagna, c'è un'altra che è bellissima, troppo stretta, che è troppo diversa, che è una molto difficile, non mi ricordo, mi sembra che si chiama, no, non mi ricordo come si chiama, però è molto difficile di fare, quasi mm, come il K8 l'Everest, o il K7, non so quali del più alti, no? Di sì. 8K, no? Sì, come l'Everest, il K2, eccetera. E Chiaro. vabbè, quindi ti stavo raccontando, sono venuto per questi workshop, poi abbiamo mantenuto il legame e nel frattempo ho conosciuto il CUIA, appunto, di cui Maria Ines è la referente in Argentina, e il CUIA è il Consorzio Universitario Italiano per l'Argentina, che lavora appunto a progetti bilaterali italo-argentini su vari temi. Il presidente del CUIA è stato molto molto contento di questa testimonianza che abbiamo portato e che ha deciso di costituire proprio una scuola del CUIA sul trasferimento tecnologico. E quindi ha coinvolto me, ha coinvolto il mio dirigente, ha coinvolto il professor Fontana, abbiamo presentato un progetto ed è stata creata questa scuola del CUIA appunto sul tema del trasferimento tecnologico, della vinculazione tecnologica, come si dice da voi, e Sì. sui temi dell'impresa, dello startup e degli spin-off. E E poi sì, quel progetto dove è proprio parte del CUIA, è un progetto di sì,
Sì, sì, è una scuola proprio, una scuola che lavora su questi temi, no? Approfondisce, fa progetti. Abbiamo presentato per esempio un progetto al CONICET per fare un lavoro congiunto tra le università italiane e le argentine proprio sul tema degli spin-off. Quindi abbiamo iniziato a lavorare anche proprio congiuntamente con il CUIA e poi sono tornato altre 2 volte in Argentina, l'anno scorso e l'anno prima, sempre per fare questi workshop itineranti. Poi questa era la formula della scuola creata dal CUIA sui temi nostri e sono molto piaciuti. Siamo stati appunto di nuovo a Santa Fe, a La Plata e sempre a Cujo e quindi insomma abbiamo mantenuto questi legami. Poi il CUIA eh, le giornate del CUIA sono per un periodo sono in Argentina, quindi di solito a fine aprile, inizi di maggio, e le Novembre altre in in Italia. Italia sono a novembre di solito, no? Quindi Mhm. abbiamo mantenuto anche poi queste giornate i collegamenti con gli altri professori, ci sono delle occasioni di confronto, di studio, di progettazione congiunta, no? Su vari temi. E Benissimo. l'anno scorso, erano a Palermo, quindi ci siamo trovati anche a Palermo a ragionare un po' sui progetti che erano e quindi lì ho dovuto salutare tutti perché avevo già deciso di lasciare l'università e quindi a malincuore ho approfittato per fare un saluto a tutti gli amici professori italiani e argentini con cui ho lavorato davvero molto bene in questi anni e che mi mancheranno sicuramente perché mi mancherà anche non venire in Argentina perché poi chi lo sa, magari ci tornerò lo stesso, però adesso devo avviare la mia startup, quindi sarà un po' più facile muovermi. Magari possiamo fare delle cose, andiamo noi lì a Venite voi a visitarti. Mozart Nest House, certo. Eh, facciamo quella cosa. No, però qui in Argentina da solito la gente che lavora molto all'università non finisce mai quel collegamento, magari rallenta un po' il collegamento universitario con gli anni, no? Anche prima, quando si è licenziato anche, continua a lavorare all'università, a fare delle cose. Non so se lì in Italia sia una cosa simile, Sì, però mi sembra che è una cosa possibile. Lo vedo anche negli Stati Uniti, no? Negli Stati Uniti il professore più in alto dell'MIT o del Stanford continuano a fare delle corsi specifici, delle cose dove mettono la sua visione del tempo vivito, no? Perché la vita non si può trasferire, non si può spiegare, si racconta, però sempre una cosa valida, no? Cioè, ti auguro che continui con quelle cose, no? Non lasci tutto, fai grazie. la nuova vita, però non tagliare quella parte che è parte della tua vita, no? La tua Certo, vita certo. continua a essere, no? È Grazie. un'invitazione, perché quello lo penso da me anche, no? Perché io anche sto in una vita da molto tempo che si chiama la Telecom Argentina, che mi piace tanto, no? Mi piace tanto anche delle cose, perché è una ditta gigantesca. Prima era la Telecom Italia con la France Telecom, ha incominciato in quel senso, no? Un collegamento ben speciale, no? Quindi i francesi e gli italiani insieme è un collegamento ben speciale. E io penso che è al mio cuore perché è la mia vita, tutto quello che ho fatto. Magari non esistono delle cose, però la gente, la conoscenza di tutto quello, si può sempre continuare con la vita di uno, no? Uno non taglia la vita e comincia e perde l'altro, no? Certo. Mi sembra. Verremo dopo. Allora la prossima volta tocca a te venire sulle Dolomiti, eh? Ti aspetto. Ti Proprio aspetto. adesso sarò lì, però sono pochi giorni, sarò pochi giorni, Eh, non so se arrivo. la prossima volta.
la prossima volta quando sia tutto tu sarai allenato per andare in cima delle Dolomiti, sicuramente. Certo, Qual è la sì. migliore epoca per andare lì per te? Qual ti piace di più? Ma a me in realtà piacciono tutte. Beh, ci sono dei momenti che sono più belli, tipo adesso in questo mese è molto bello perché ci sono ancora tutte le cime alte che sono tutte piene di neve, invece giù è bello verde, ci sono i fiori, quindi è molto bello. Anche a settembre è molto bello. E poi durante l'estate cioè, c'è un sacco di gente, quindi è bello, ma è anche molto, c'è anche molto giro, diciamo, è molto, molto vivo, ecco. E poi d'inverno, vabbè, con la neve, quindi da dicembre, qui si scia da dicembre fino ad aprile di solito, quindi Ah, abbastanza. sì, sì. Benissimo. Cioè, Finché dura la scelgo neve, qualsiasi tempo e cerco di andere prima nell'estate, dopo, esatto, e poi vieni a eh, sciare. dopo vedo altre cose. Bene, Benissimo. Benissimo, è Michele, stato un piacere. è un piacere trovarti sicuramente vedremo dopo alcuna volta la tua vita o magari possiamo vedere un po' del tuo posto o magari tu mi puoi mandare alcun Sì, piccolo video del sì, posto nuovo, sì? E lo ecco, mettiamo qui come parte di quello che lasciamo in internet a Vicentini. Eh? volentieri. Bene, E anche un'altra cosa, magari mi piacerebbe parlare con te come consultore per i giovani a volte, magari questo che hai fatto tanto tempo, alcuna cosa piccola ogni sì, tanto volentieri. perché l'esperienza non si perde. E Certo, ah continua a no, certo, esistere, cioè magari facciamo una sicuramente. specifica di quello che hai Sì, fatto tanti anni, ok? bene, Bueno, ottimo. grazie mille Grazie a Michele, te, a un presto. abbraccio enorme e buona fortuna e ci vedremo lì. Grazie. Grazie Sì, a tutti. a Ciao presto. ciao, Ciao. abbraccio.